sigla? Pepe. Era meglio quella di prima. Va bene. Buonasera a tutti, bentrovati dal telegiornale di Capo in B. Cominciamo con la politica interna. Un deputato ha presentato una proposta di legge per istituire la giornata nazionale del selfie con l'obiettivo di promuovere l'autostima e la condivisione sui social. La proposta prevede anche incentivi fiscali per l'acquisto di smartphone con fotocamera frontale di alta qualità. Vediamo. Bravo, Dovrebbe fare il giornalista, ragazzi. Ancora con la politica, un candidato sindaco di Napoli ha annunciato un piano per fornire wifi gratuito in tutte le città utilizzando piccioni viaggiatori equipaggiati con mini router. Secondo il candidato, questa soluzione ecologica ridurrebbe l'inquinamento elettromagnetico. Il servizio. Alessandra Amoroso annuncia la sua gravidanza. La cantante Alessandra Amoroso ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio. Ha condiviso la notizia con i fan attraverso un post sui social, esprimendo la sua gioia e gratitudine per questo nuovo grande capitolo della sua vita. No, non prendo in giro come prima volta, ci sta. No, ragazzi, allora, Umberto, preoccupati. Ancora politica interna, ci spostiamo a Castelvetro in provincia di Modena. Un guasto a un silos della cantina sociale dei Sette Cani ha causato la fuoriuscita di lambrusco dai rubinetti di alcune abitazioni. I residenti, sorpresi, hanno documentato l'evento sui social tra ilarità e brindisi improvvisati. Va bene, ci spostiamo all'estero, in Thailandia, in un tempo Oddio, ho sbagliato, posso rifarla? No, siamo in diretta. Va bene. In un tempio della Thailandia centrale, pensate, tutti i monaci sono risultati positivi ai test antidroga per metanfetamine. Le autorità hanno chiuso il tempio e avviato un'indagine, lasciando la comunità locale senza guida spirituale. Vediamo com'è andata. Cosa bella, perché la notizia è vera, no? Sì. E la notizia è anche vera, sì, infatti. Bellissimo. Qua sarebbe stato interessante vedere il servizio, sì. Però non ce l'abbiamo. Lo faremo apposta dopo. Sì, Milano. Influencer organizza matrimonio con se stessa per promuovere l'autostima. Un influencer milanese ha celebrato un matrimonio simbolico con se stessa in una cerimonia sfarzosa, affermando che l'evento è un messaggio di amore proprio e indipendenza. L'evento ha attirato l'attenzione dei media e dei follower. Cioè, ruba il posto a Bosazzi. Devi tossire però per rubare il posto a Bosazzi. Devi tossire in diretta, perché altrimenti non vale. Cambio tono per la politica estera? Sì, no, vai. Sì, pensa che c'è politica estera. Niente. Infatti. In Perù la polizia ha condotto un'operazione antidroga travestita da capibara. Ma chi? La polizia? Veramente è successo? La notizia è vera, fra l'altro. Allora, da capo. Restiamo all'estero. In Perù la polizia ha condotto un'operazione antidroga travestita da capibara, sorprendendo i criminali con un'insolita tattica mimetica. L'operazione ha portato all'arresto di diversi sospetti e al sequestro di numerose sostanze stupefacenti. Vediamo il servizio del nostro corrispondente. Fai capibara, Gianluca. Cos'è? Così, no? Pare facesse così il capibara. Sì, non lo so. Torniamo in Italia con la cronaca, una notizia inquietante. 2 studentesse americane a Firenze hanno cercato di cucinare la pasta senza acqua, provocando un principio di incendio nel loro appartamento. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente. Uno chef locale ha offerto loro lezioni gratuite di cucina italiana. Ecco il servizio. Incendio. Sì, Pronto? Sì. Chi parla? Lei. Sì, pronto? Sì, rieccoci in studio. Un topo ha rosicchiato i cavi elettrici in una cabina a Torre de' Roveri, causando un blackout che ha coinvolto 5 comuni del Bergamasco. Circa 30.000 persone sono rimaste senza elettricità per diverse ore. Vediamo questo servizio al buio. Allora, buio, io faccio il testimone. Allora, ho visto il topo che masticava il cavo e lo ha fatto per 220 volte. Oh mio Dio. C'è il tasto con gli applausi. Sì, aspetta, no, c'è questa. Io me ne vado. Aspetta, questa. Ecco, sì, è più adatto. Pubblicità. Ci rivediamo tra poco con altri servizi. Benissimo. Pa.
A Trieste il caffè non se beve, se domina. Da un'antica leggenda tramandata tra i moli nasce oggi il nuovo gusto. Caffè salato triestino, l'unico espresso aromatizzato con vere gocce di bora, schiuma di mare e un pizzico di sarcasmo passivo-aggressivo. Ogni tazzina contiene 8 ml di coraggio liquido e 15 mg, cosa sono mg? Milligrammi di polemica non richiesta. Disponibile in 3 varianti, nero da barriera, amaro intenso, come l'ultima volta che ti hanno detto no. Capo in B col pianto dentro, caffè salato triestino, non ti sveglia, ti sbatte in faccia la realtà. Oh signor, cioè, ma chi è scritto sta roba? Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta. Hai un pollo pigro? Le sue ali pendono? Le sue cosce non sono da grigliare, ma da nascondere? Da oggi c'è Chicken Fit, la prima palestra interamente pensata per volatili insicuri. Con il nostro programma Becco d'acciaio, il tuo pollo corre sul tapis roulant da aia a rotazione, fa squat con sacchi di mangime da 5 kg, si allena nel nostro esclusivo spinning da pollaio con galline cheerleader che lo incitano a colpi di coccodè. Testato su oltre 18.000 galline, solo 2 sono volate via. Entra anche tu nel mondo Chicken Fit, perché anche un pollo ha diritto a sentirsi un'aquila. Chicken Fit, ali in forma, uova con gli addominali. Grandissimo. Bene. Io voglio andare in Chicken Fit anche se sono un pollo. Noi apriremo la Chicken Fit A Muggia. a Muggia, bravo. Bene. A Muggia, Io comunque ho pensato all'insegna. cioè? Pollidori. Fantastico. Bellissimo. Metti gli applausi, Dai, metti gli applausi immediatamente. metti l'applauso. Sì, aspetta. Stai creando il business qua dentro. No, vabbè, ma cioè Pollidori, se li mangi ti innamori. Cioè, grandioso. Abbiamo un sindaco. Possiamo rieleggere il sindaco senza passare per le urne. Potremmo chiedere assolutamente. al commerciale nostro di sondare queste idee, non è male. lasciamo che il pubblico si sfoghi. La trasmissione radiofonica Capo in B è una cagata pazzesca.